8 del mattino è mercoledì 25 febbraio. Buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E buongiorno anche da Lorena Dolci con la lettura dei giornali. Fra poco dunque andremo a leggere i quotidiani, prima quelli regionali, poi quelli nazionali, ma intanto le notizie di cronaca: compravano telefonini e smart TV facendo la cresta, pensate, sui fondi dell'Unione Europea. La Procura Europea ha chiesto l'arresto di 16 tra docenti, universitari, ricercatori, manager e anche dipendenti di società informatiche che sono accusati di corruzione. Compravano computer, cellulari e smart TV con i fondi europei. E questa è l'accusa della Procura Europea, che ha chiesto l'arresto di 16 persone, tra questi docenti universitari, ricercatori, insegnanti e alcuni manager e dipendenti delle società informatiche coinvolti nella presunta truffa. Al centro dell'inchiesta la società R-Store, secondo l'accusa, alla continua ricerca di profitto e ingolosita dalle innumerevoli opportunità derivanti dai fondi del PNRR destinati al mondo della scuola. L'inchiesta riguarda la Sicilia e la Campania. Secondo i PM della Procura Europea, i docenti facevano sì che gli enti presso cui lavoravano affidassero le forniture di beni e servizi a determinate società informatiche, ottenendo in cambio un tesoretto. Il procedimento nasce dall'indagine che nel 2023 portò agli arresti domiciliari Daniela Loverde, dirigente della scuola Falcone dello Zen di Palermo, nota per il suo impegno antimafia, il suo vice e la dipendente dell'azienda R-Store SPA Alessandra Conigliaro. La preside, oltre a fare la cresta sugli alimenti della mensa scolastica, faceva acquistare con fondi europei, di cui la competenza della Procura EPPO, PC e dispositivi elettronici da destinare agli alunni dal negozio della Cinigliaro, che in cambio le faceva avere telefonini e computer per sé e per i suoi familiari. È stata la dipendente dell'esercizio commerciale, con le sue rivelazioni, a consentire ai PM di allargare l'indagine e scoprire che lo stesso metodo illecito era applicato anche in alcune facoltà universitarie e scuole di Napoli. Allora, Lorena, cominciamo da qui. Sì, che troviamo sia sui quotidiani nazionali ma anche ovviamente su quelli regionali, questa cresta sui fondi dell'Unione Europea. La leggiamo sul quotidiano La Sicilia. Cosa avevano fatto questi docenti? Avevano messo le mani su un vero e proprio tesoretto, così lo definivano, che arrivava dai fondi europei, con cui acquistavano tablet, PC e televisioni per scopi personali. Una cresta che potrebbe adesso costare cara, anzi carissima, a 16 tra docenti, ricercatori italiani coinvolti in questa inchiesta, con tanto di richiesta di arresto della Procura Europea. L'accusa è pesante, sono infatti accusati e devono rispondere di corruzione, turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente, perché facevano sì che gli enti presso cui lavoravano, quindi scuole e università, affidassero le forniture di beni e servizi sempre ad alcune società informatiche, che in cambio appunto davano questo tesoretto usato per comprare cellulari, smart, TV e PC per uso personale o da regalare, perché no, a familiari e conoscenti. Adesso invece andiamo a Taormina, perché c'è il caso di un bimbo di 3 anni che è morto in ospedale dopo un ricovero durato 10 mesi. 15 le persone indagate, è stata aperta una inchiesta dalla Procura di Messina. Intanto c'è una nota dell'ASP, proprio del capoluogo della città dello Stretto, che chiarisce: non si poteva fare il trapianto. La Procura di Messina ha aperto un'inchiesta sulla morte di un bambino di 3 anni deceduto lo scorso 17 febbraio dopo un lungo ricovero nel reparto di cardiochirurgia dell'ospedale San Vincenzo di Taormina. Nel registro degli indagati sono stati iscritti come atto dovuto oltre 15 sanitari che a vario titolo hanno avuto in cura il piccolo durante 10 mesi di degenza. La famiglia ha presentato un esposto ed è assistita dall'avvocato Antonio Cozza di Perugia. Nei prossimi giorni sarà conferito l'incarico per l'autopsia, che dovrà chiarire se il decesso sia riconducibile esclusivamente alla gravità del quadro clinico iniziale e alle complicanze sopraggiunte, oppure se vi siano state eventuali criticità nel percorso diagnostico e terapeutico. Secondo quanto riferito dal legale dei genitori, il bambino si era presentato il 1° aprile 2025 in un ospedale di Catania con uno scompenso cardiorespiratorio legato ad una cardiopatia congenita con insufficienza mitralica e successiva miocardite. Trasferito a Taormina il 2 aprile era stato sottoposto ad intervento chirurgico. Da allora il ricovero si era protratto sino al 17 febbraio, quando il cuore del piccolo ha cessato di battere. Relativamente al trapianto cardiaco, la strategia è stata condivisa con 3 dei 6 centri italiani autorizzati a tale procedura: Bambin Gesù di Roma, il Sant'Orsola di Bologna e l'Università di Padova.
cui il bambino è stato riferito per accedere al programma di trapianto cardiaco e che tali istituzioni, unanimemente, abbiano considerato tale opzione non realizzabile. Torniamo ai quotidiani con Lorena. Sì, e immaginate questo vero e proprio calvario di 10-11 mesi in ospedale, così lo definisce appunto la Repubblica, un calvario sia per il bambino che per i genitori che adesso giustamente vogliono vederci chiaro e hanno presentato l'esposto. La famiglia vuole sapere se è una morte riconducibile esclusivamente all'estrema gravità della patologia iniziale del bambino e alle complicazioni insorte nel tempo o se ci sono state eventuali errori o ritardi nel percorso diagnostico terapeutico. Il bambino, avete sentito, soffriva di una cardiopatia congenita, un'insufficienza mitralica, poi gli è venuta una miocardite, aveva appena 2 anni e 3 mesi, è stato operato il 2 aprile e poi dopo un lunghissimo ricovero fino al 17 febbraio quando il suo cuore ha smesso di battere. Come avete sentito, l'ASP ha precisato che la strategia da seguire è stata concordata con 3 dei 6 i centri italiani autorizzati a queste procedure che tutti concordemente, un po' all'unanimità, avevano escluso la possibilità di un trapianto, una vicenda che ovviamente ci richiama quella del piccolo Domenico, il bimbo napoletano che invece doveva subire un trapianto e poi sappiamo quello che è successo. Sì, adesso invece torniamo a occuparci della frana di Niscemi. Ieri è arrivato anche il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che ha incontrato non solo il sindaco in municipio, ma poi ha fatto anche un sopralluogo nella zona rossa e ha avuto un faccia a faccia non solo con gli sfollati, ma anche con gli imprenditori. Anche Giuseppe Conte è arrivato a Niscemi, lo fa dopo aver passato una mattinata sui luoghi del ciclone Harry. In città il leader del Movimento 5 Stelle arriva nel primo pomeriggio, prima tappa in municipio per un confronto con il sindaco Massimiliano Conti sulle misure di emergenza e sui primi interventi di messa in sicurezza. Appena fuori da Palazzo di Città si ferma anche con uno dei tanti sfollati che erano in attesa. Siamo rimasti noi senza casa, aspettiamo anche che anche lei ci dà una mano d'aiuto, questo è importante che lei oggi è qua. E speriamo che non ci abbandonate, perché Niscemi ha bisogno di voi. Io non sono venuto nei primi giorni perché avrei intralciato le operazioni di pronto intervento e di emergenza. Vengo dopo Questa è una cosa importante qualche settimana, quando si iniziano a spegnere i riflettori noi ci saremo stati. Grazie. Poi il sopralluogo nell'area evacuata, edifici lesionati, strade interdette, famiglie che attendono risposte sui tempi di rientro e sulla ricostruzione, un impegno diretto con chi ha perso la casa. Molti però temono che i fondi finora stanziati non siano sufficienti. È veramente urgente che ci sia l'assunzione massima di responsabilità a tutti i livelli istituzionali, ci sia massima collaborazione. Non solo per i ristori immediati, c'è un primo stanziamento, credo che non basterà, bisogna già pensare, perché molte qui non si tratta qui di perdite subite, qui si tratta di costruire nuove abitazioni, di andare ad abitare altrove, di costruire nuove attività, quindi di ripartire completamente, perché è una prospettiva che non è solo quella di chi ha subito un danno, è la prospettiva di chi deve ricostruire, quindi occorrono molti stanziamenti. Al Palasport invece l'incontro con gli sfollati e gli imprenditori rimasti senza attività. Sul tavolo la richiesta di risorse aggiuntive e di un piano strutturale per la sicurezza del territorio. Per Niscemi intanto la partita resta aperta tra emergenza, ricostruzione e il rischio che passata l'attenzione mediatica restino solo macerie e attese. Questo sicuramente è un rischio serio per Niscemi. I quotidiani oggi cosa dicono? Allora, intanto Repubblica fa una piccola notazione a margine, cioè che alla sfilata dei big sul dirupo manca solo Musumeci. Da Fratoianni a Durigon l'intero arco costituzionale si è ricomposto nel centro del Nisseno, manca quella del ministro, che tra l'altro è ministro della protezione civile, perché effettivamente ci sono stati un po' tutti. Ma poi c'è una novità sul fronte delle indagini, perché sapete che c'è un'inchiesta ed è stata convocata dai PM di Gela l'ex prefetta che accusa la regione di inerzia. Che cosa dice Isabella Giannola? Ricorda di aver seguito i primi interventi di protezione civile e poi le opere previste. Il lavoro venne appaltato ad una ditta scelta dalla regione che però non riuscì a proseguire il lavoro, ha accusato appunto il prefetto Giannola. I lavori non solo non vennero riappaltati e ripresi, ma le somme vennero stornate. Considerazione finale del prefetto: non so che fine abbiano
avevano fatto quei soldi. Da giorni il procuratore Pelle e i suoi sostituti stanno sentendo persone informate sui fatti. Il fascicolo iscritto per l'ipotesi di reato di disastro colposo è al momento contro ignoti. Adesso andiamo nel Siracusano, dove da mesi c'è un giovane extracomunitario che perseguita una donna, dice di essere Dio, vuole creare una finestra nell'abitazione della casa di questa signora che noi ieri siamo andati a intervistare con il nostro Francesco Aloi. Ho preso questa decisione drastica che sto vivendo come una resa, cioè quella di andare via di casa perché non mi sento più al sicuro dentro casa mia. Così Rossana ha dovuto prendere questa decisione. Tutto perché da qualche mese è nel mirino di un uomo nigeriano senza fissa dimora che dice di essere Dio. Ha puntato la mia casa, convinto che qui ci viva suo figlio Gesù e lui deve ripristinare una finestra nella parete per permettere a questo figlio di affacciarsi da lì. Naturalmente si tratta di una persona con evidenti problemi psichici che nonostante tutto è ancora in giro. Le foto dell'abitazione le ha pubblicate anche sul suo profilo Facebook, ma il caso più eclatante è questo. Il pomeriggio in pieno sole ha con un cacciavite tentato di sfondare la parete esterna dell'edificio, ma è stato fermato perché sono arrivati subito le volanti. Un TSO fatto qualche giorno prima e poi un ricovero ospedaliero di oltre un mese, ma nulla è cambiato. Continua a bivaccare sempre qui, nella zona di Piazzale Marconi. Se dell'ordine mi hanno detto che loro prontamente arriveranno ogni qualvolta io ne avrò bisogno e nel frattempo si stanno impegnando a cercare una struttura che possa accogliere questa persona, struttura che al momento non viene fuori. Prima di tornare ai quotidiani, una notizia delle ultime ore a Catania, nei pressi del mercato di Piazza Carlalberto, in via Teocrito, la Guardia di Finanza ha sequestrato 2000 prodotti contraffatti da un venditore ambulante originario del Bangladesh. In particolare si tratta di accessori per smartphone, portachiavi, cuffie, cover, giocattoli che raffigurano e riproducono modelli registrati di noti marchi commerciali. L'uomo è stato denunciato a piede libero all'autorità giudiziaria. Adesso invece andiamo di nuovo da Lorena Dolci, chiudiamo la rassegna stampa regionale. Allora, andiamo intanto a vedere le prime pagine dei quotidiani. Partiamo da Repubblica Palermo, apertura dedicata alle offese social al vescovo. Parliamo di Corrado Lorefice, vescovo di Palermo, il vescovo dei migranti. Solidarietà a Lorefice che è finito nel mirino del web. La Lega dice è sbagliato insultare ma non è inattaccabile. E poi mafiosi in platea, sala bingo chiusa, foglio di via al cantante. E poi naturalmente la vicenda di Niscemi, un mese dopo. Vi abbiamo già letto l'articolo che riguarda le accuse dell'ex prefetta sui ritardi della regione nel mettere in atto le opere che si ritenevano necessarie, e poi c'è la storia del bimbo cardiopatico che è morto a Tormina, indagati 15 sanitari. Vediamo la Gazzetta del Sud, anche qua si parla di emergenza, ma l'emergenza è quella del ciclone Harry, arrivano i primi ristori alle imprese, scade il bando, già avanzate ulteriori richieste per 93 milioni. Seguirà il provvedimento sui prestiti. E poi Cinturrino, che è il poliziotto, ormai forse ex poliziotto, ormai accusato di aver ucciso il pusher a Rogoredo, chiedo scusa, dice a chi indossa la divisa. E c'è una notizia qua di spalla che riguarda Antonello da Messina, è una delle sue opere principali, Lecce Omo, sede naturale del Lecce Omo di Antonello dovrebbe essere appunto la sua città natale, visto che la tavoletta sta rientrando in Italia. E poi il Giornale di Sicilia. Non bastano i soldi, al bando chiuso già arrivate richieste per oltre 90 milioni, la regione dovrà rimpinguare il budget. E allora, Niscemi un mese dopo, abbiamo visto le accuse dell'ex prefetta, abbiamo visto anche il punto dell'inchiesta, ma vi raccontiamo anche gli interventi dei Vigili del Fuoco che secondo Repubblica si trasformano in diaboliche. Perché questa metafora? Perché hanno
fatto un buco nella parete di questa biblioteca che racchiude la memoria storica di Niscemi per entrare con dei sensori, monitorando che non ci fossero movimenti, sono riusciti a appunto recuperare alcuni di questi libri, rispondendo così all'appello di tanti scrittori e intellettuali che chiedevano di salvare questa biblioteca, tra questi anche Stefania Auci, autore della saga dei Leoni di Sicilia, e in parte quindi il lavoro è stato compiuto. Parlavamo appunto dei ristori, i primi 100 milioni alle imprese, sono 245 le richieste riconducibili al bando della Regione per i ristori più urgenti, richieste che si potevano fare con una semplice autocertificazione. Naturalmente partono i controlli su queste autocertificazioni con le quali gli imprenditori hanno dichiarato i danni. Sopralluoghi di Conte, oggi tocca a Fratoianni. E poi questa storia che arriva sempre da Palermo, 2 mafiosi al concerto, la sala bingo chiusa, foglio di via al cantante. I provvedimenti del questore Calvino per la sala dello Sperone e per il neomelodico che, come succede in tante canzoni di questo tipo di musica, inneggia agli scarcerati. Andiamo avanti e questo era il titolo in prima piano su Repubblica. La crociata di Lorefice fra offese social e solidarietà. Corrado Lorefice è finito nel mirino di una raffica di insulti sui social dopo le critiche ai governi sulle scelte disumane. Che cosa hanno detto a questo arcivescovo? Questi parassiti, Dio li schifa, state massacrando la Chiesa, levati quella tonaca. Sono solo alcuni degli insulti, tra quelli irripetibili, comparsi nei commenti agli articoli giornalistici sulla sua lettera. Violenti attacchi e derisioni a mezzo social per le parole che l'arcivescovo di Palermo ha rivolto definendo la più grande tragedia degli ultimi anni nel Mediterraneo centrale. Parole scelte con cura, senza riserve o ambiguità, in una lettera che Don Corrado ha destinato alla preghiera della ONG a largo di Trapani per il migliaio di dispersi nel Mediterraneo durante il ciclone Harry. Cosa ha detto Lorefice? Ha detto: non può essere definita una tragedia ed è avvenuta nel più assoluto silenzio, gridato da precise scelte politiche dell'Europa e dell'Italia che pianificano l'oblio di queste vittime. Mentre a livello nazionale infiamma il dibattito, in Sicilia su quelle morti cala il silenzio, squarciato appunto dall'arcivescovo originario di Ispica che di Palermo conosce ogni dramma. Altri commenti. Alessandra Sciurba, docente di Unipatria, primi ad esprimersi, quindi dell'Università di Palermo, ha detto: destini incrociati, quelli dei migranti e quelli di Niscemi, in uno specchio che riflette cosa è diventato questo paese. A fianco di Lorefice, preso di mira appunto da questa raffica di insulti, si è schierata ieri anche la Conferenza Episcopale Siciliana guidata da Antonino Raspanti, che ha difeso il valore dell'umanità in quanto tale. Andiamo avanti, parliamo ancora delle inchieste che hanno nei mesi scorsi sconvolto i vertici della Regione, tra cui quella che riguarda il Presidente dell'Assemblea regionale. La Regione civile, la Regione si candida a parte civile, via libera invece ai Presidenti degli ERSU. Il governo Schifani si costituisce anche nel processo contro l'ex prefetto Pirritore. Andiamo avanti, Altolà, le assunzioni di autisti all'ASL, l'azienda di trasporti siciliani, anche il centrodestra frena Genovese e la prima grana per il presidente messinese dell'azienda dei trasporti. La commissione ARS impone alla società della regione di revocare il bando del concorso. Perché? Perché ci sarebbero dubbi sulle procedure e sulla mancata corsia preferenziale da riservare ai precari sostenuti dai sindacati. Ma veniamo adesso alle pagine interne del quotidiano La Sicilia, quelle dedicate a Catania. È una vigilia importante perché sapete che Catania è candidata a capitale della cultura e mancano 24 ore all'ora, come la definisce La Sicilia, della stretta finale. Domani a Roma le città candidate a capitale della cultura, tra cui Catania, parteciperanno alle audizioni pubbliche al Ministero della Cultura per illustrare il dossier che hanno preparato. Ogni
in città avrà 60 minuti di tempo per parlare, 30 minuti per la presentazione e 30 per rispondere alle domande dei giurati. Sembra una vera e propria interrogazione. L'intervista a Paolo Della Sega, il docente che ha seguito questo dossier, che insieme con il Comune e gli altri partner appunto ha lavorato al progetto. La candidatura, dice, non è un concorso di bellezza ma un contenitore di cultura che premia una visione di quello che la città vuole diventare, quindi incrociamo tutte le dita per questo appuntamento importante. E poi piccole notizie di cronaca in tangenziale: camion perde il carico di terra, traffico paralizzato per 4 ore, a Belpasso più telecamere per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, e ancora il caso Sifi, licenziamenti, salviamo i lavoratori. Si parla di 52 dipendenti appunto da licenziare. Andiamo sempre sulla Sicilia, alle pagine dedicate a Palermo, sia all'asilo tra frenate e ritardi, prove di rinascita a Brancaccio, la consegna dei lavori per la struttura sognata da Pino Puglisi. C'è poi la notizia che abbiamo già raccontato, la solidarietà della politica all'arcivescovo Lorefice, poi una polemica che riguarda canili privati, ancora debiti e appalto della discordia. Andiamo a vedere questa notizia che ci porta ancora a Palermo: parcheggi per mamme, buco nei conti e scontro al comune. Il Consiglio comunale discuterà i pass rosa per donne incinte e genitori con bimbi, i dubbi della ragioneria perché proprio per questo, guarda caso, i soldi sono finiti. E poi siamo in chiusura, sanità digitale, ritardo in Sicilia, corsa per non perdere oltre 6 milioni, i medici non sono formati, si rischia il fallimento del PNRR. Ci fermiamo, a te Angelo Gagliano. Grazie Lorena, torniamo da te fra non molto per i quotidiani nazionali. Prima di vedere il traffico vi ricordo che fra poco ci collegheremo in diretta, saremo in diretta con Sanremo, con le nostre inviate, parleremo della prima serata del festival, parleremo dei risultati provvisori, parleremo dell'attesa che c'era ieri davanti all'Ariston, insomma vi faremo vedere tante immagini, tante voci vi faremo sentire e cercheremo di capire se questo festival è piaciuto oppure no. Ma intanto le telecamere sul traffico di Catania. Siamo al Tondo Gioieni con una situazione stamattina direi un po' preoccupante, perché al Tondo Gioieni in questo momento si cammina praticamente a passo di formica fra le altre cose, quindi vediamo un attimo di capire com'è la situazione invece in via Vincenzo Giuffrida. Sembrerebbe meno preoccupante, ma con il passare dei minuti insomma la situazione potrebbe anche diciamo complicarsi, però in questo momento su via Vincenzo Giuffrida la situazione è piuttosto scorrevole. Tornerei sulla circonvallazione, la parte bassa, e qui la situazione vedete è un pochettino più difficile. In direzione Ognina sono le auto un po' più in alto, quelle sulla destra diciamo così nel teleschermo sono praticamente ferme, ma anche quelle che vanno in direzione Mister Bianco, Policlinico, in questo momento viaggiano davvero in maniera piuttosto lenta. Lasciamo il traffico, adesso invece una splendida immagine dell'Etna, un piccolo imbiancata. Biancata. Anche se Angelo tu sei un esperto di meteo, con queste temperature la neve avrà le ore contate. Sì, diciamo che fino a sabato forse non resisterà questa neve sull'Etna. E adesso vediamo il golfo di Taormina, sullo sfondo si vede anche l'Etna che è nevata anche dal versante diciamo dall'altra parte, però insomma sono splendide cartoline che vi restituiamo della nostra Sicilia ogni mattina. Vi ricordo allora fra poco collegamenti con Sanremo, e comunque ci vediamo una brevissima pausa e dopo leggeremo insieme a Lorena Dolci i quotidiani nazionali che sono in edicola. E allora, come promesso, è il momento di leggere i quotidiani nazionali.
Andiamo subito a vedere intanto le prime pagine dedicate quasi tutte a questi temi. Da una parte l'inchiesta che coinvolge il poliziotto di Rogoredo, che dobbiamo dire è di origine siciliana e dovremmo dire ex poliziotto, perché la procedura per destituirlo e togliergli quella divisa è già partita, e poi l'anniversario di Kiev, i rapporti con l'Europa, e poi naturalmente Sanremo, che è partito ieri sera, e vedremo come è stato giudicato dai quotidiani nazionali. Allora partiamo con il Corriere della Sera. Dicevamo appunto Kiev, la promessa dell'Europa a Zelensky, la parola si mantiene, il prestito ci sarà. Così la Presidente della Commissione von der Leyen è arrivata a Kiev con il Presidente del Consiglio dell'Unione Europea Costa per il 4º anniversario dell'invasione della Russia. Non ci arrenderemo finché non sarà ristabilita la pace, è una pace alle condizioni dell'Ucraina. Le armi italiane arrivano a Kiev, scrive ancora il Corriere della Sera, mentre si parla dei costi del conflitto con il bilancio amaro di Putin. Ma poi vedete, taglio centrale, la questione di Rogoredo, via la divisa a quella gente, parla Pisani, capo della polizia. Lui si giustifica in qualche modo, dice, ha confessato, ha ammesso, ma dice ho perso la testa. E poi vedete qui Sanremo, di 30 big all'Ariston nella prima serata con Pausini e il nuovo Sandokan, Gianni Aman, e la voce di Baudo che ha aperto commuovendo tutto l'Ariston, la voce di Pippo Baudo che ha aperto la prima serata della 76esima edizione, e poi Conti omaggio il maestro Beppe Vessicchio e l'Ariston si alza in piedi. E vediamo qui un siparietto tra Conti e Laura Pusini. E guardate, troviamo anche in prima pagina il richiamo all'inchiesta di cui abbiamo parlato, quella della cresta sui computer e TV con i fondi dell'Unione Europea, inchiesta che riguarda Sicilia e Campania, ha chiesto l'arresto per 16 docenti che rischiano davvero grosso. Repubblica, Europa, Kiev, la Russia sta perdendo, dicono i vertici dell'Unione Europea, vanno a trovare appunto Zelensky, bisogna aumentare la pressione su Mosca. Ma vediamo subito la fotonotizia dedicata a Sanremo, anche qui omaggio a Baudo, Ferro fa ballare l'Ariston e viene abbracciato da Laura Pausini. Andiamo avanti a vedere La Stampa, anche qui in centropagina, Sanremo retro, ecco una parola per sintetizzare un po' questa aura di nostalgia che aleggiava sulla prima serata del festival tra Baudo, Nilla Pizzi e ricordi, scrive appunto La Stampa. Vi leggo anche la prima pagina dell'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, perché ha una notizia diciamo diversa dalle altre. Dedica la parte centrale alla questione dei rider. I rider, come sapete, c'è stata un'inchiesta che dice che sono inquadrati come caporalato e quindi come braccianti sfruttati. E cosa dice La Stampa? Un panorama disomogeneo sia in Italia che in Europa. L'inquadramento contrattuale dei rider è uno dei nodi essenziali per sciogliere ed evitare lo sfruttamento sistematico di questi lavori, finito qualche settimana fa al centro di una nuova inchiesta della Procura milanese, e quindi un'inchiesta su questo. Ma veniamo alla vicenda di cui parla tutta l'Italia, l'omicidio di Rogoredo. Il poliziotto dice: ho perso la testa ma non prendevo soldi, e questa è la sua difesa. Chiedo scusa a chi indossa la divisa, tutti prendono le distanze, la fidanzata dice i superiori lo elogiavano. Lui ha ammesso, ha confermato la ricostruzione quindi di questa messa in scena con la pistola messa in mano al pusher, ha chiesto scusa a tutti quelli che si sono fidati di lui e per aver sporcato la divisa dovevo essere quello che faceva osservare la legge, ho sbagliato, ho tradito la loro fiducia. E quindi questa ammissione di colpa, confessa, ho tradito la divisa, non voleva uccidere, ma diciamo
ci sono altre parti oscure ancora da chiarire. Botte, minacce e dosi nel bosco della droga, aveva un complice, e su questo invece poi interviene il capo della polizia Vittorio Pisano e gli chiedono perché ha definito l'assistente capo Cinturrino un ex poliziotto, e lui spiega: perché ieri, subito dopo il fermo, ho dato disposizione al questore di Milano di avviare il procedimento disciplinare per la sua destituzione dalla Polizia di Stato, e gli chiedono senza attendere l'esito almeno parziale del procedimento penale, e lui risponde: sì, perché chi tradisce la nostra missione tradisce anzitutto il giuramento di fedeltà alla Repubblica. Di solito si attende almeno il rinvio a giudizio, ma questo caso è così chiaro e di estrema gravità, quindi per noi va destituito subito. Il processo penale ha dinamiche che richiedono tempo. E questa dunque la posizione del capo della polizia, che dice nemmeno lo scudo penale avrebbe salvato la gente. Lo vedremo tra poco, questa nuova legge che prevede che nel caso di una giustificazione non ci sia un procedimento automatico di iscrizione nel registro degli indagati. E adesso dicevamo lo scaricano tutti, i colleghi lo scaricano, si sapeva che era marcio, ma a chi dovevamo dirlo? Nessuno lo aveva denunciato. Escono altre ombre del suo passato, violenze anche contro un disabile. Quindi qualcuno sapeva, era a conoscenza dei comportamenti aggressivi, di quella mela marcia, si dice in questi casi, da cui tutti volevano stare lontani e che ora rischia di sporcare tutto il resto. Tra colleghi si vociferava di schiaffi, martellate che adesso inevitabilmente allungano un'ombra sinistra sul commissariato, in cui si parlava spesso del fatto che fosse una persona poco raccomandabile, che però nessuno ha osato fermare, e quindi non erano proprio un mistero gli atteggiamenti di quello che chiamavano a seconda Carmelo, Luca o Tor, le tante facce dell'assistente capo Cinturino. Adesso sì, i compagni di lavoro ricordano episodi, storie, voci che prima non avrebbero mai riferito ai superiori, e a chi dovevo dirlo è lo sconforto di uno di loro, una frase che tradisce forse una sensazione di abbandono oltre che una mancanza di fiducia. Me la marcia, dicevamo, eppure adesso cominciano a uscire altri episodi, come la banda di agenti e carabinieri che razziava la Coin di Termini. Proprio coloro che dovevano fermare i ladruncoli erano quelli che avevano fatto una vera e propria organizzazione. La cassa 5 era punto di smercio dei furti, bottino da 323.000 euro. Gli indagati tra le forze dell'ordine sono 21 e avevano dei complici anche tra i dipendenti, quasi arrestate 4 dipendenti. Una scena surreale: un carabiniere in servizio alla stazione Termini che osserva i capi appoggiati sul banco, un cappotto, una maglia, una pashmina beige. La cassiera li prende, stacca le placche antitaccheggio, li piega, li infila nella busta e gliela porge. Nessuno scontrino, nessun pagamento. Lui afferra il sacchetto e se ne va. E non è appunto un episodio isolato, ma uno dei 34 casi contestati in un'inchiesta che ha scoperchiato un sistema ben più ampio. E poi dicevamo, il pacchetto sicurezza entra in vigore, scudo, fermo preventivo e lesioni e capitreno entrati con degli ultimi ritocchi, uno scudo che consente sicuramente alle forze dell'ordine, ma anche ai cittadini che possono presentare una causa di giustificazione, di seguire un'altra procedura, cioè non si è subito indagati, viene annotato e poi quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico procede ad un'annotazione preliminare, cioè non apre direttamente l'inchiesta. Diceva il capo della polizia, neanche lo scudo penale avrebbe salvato in questo caso Cinturino. Andiamo adesso agli esteri. Anniversario mesto per la guerra, l'invasione in Ucraina, gli aiuti dell'Unione Europea in ritardo, ma il prestito arriverà, assicurano i vertici. Il silenzio di Washington: nel 2023 venne Biden, Trump tace. Il messaggio di Zelensky. Allora, andiamo a vedere
Ancora, cosa dice Trump? Trump in crisi, parla al Congresso, la mia America forte e rispettata. Il tycoon cerca di risalire nei sondaggi in vista del voto di midterm, che è un passaggio fondamentale sul favore del Presidente degli Stati Uniti. Pesa il caos dell'economia e anche i vari scandali. Nel frattempo Cuba vive di espedienti senza più benzina né luce, stavolta è la fine del film. A L'Avana, paralizzata dal blocco petrolifero e dalle minacce di Trump, l'attesa che qualcosa cambi da dentro o da fuori. E poi una curiosità che arriva dal Louvre, ricordate quel furto rocambolesco, poi sono stati presi i ladri ma sembrava fatto sotto gli occhi di tutti, si dimette la direttrice, guai senza fine dopo il furto, Macron ha accettato il passo indietro perché tra allagamenti e scioperi non è riuscito in questi mesi a rilanciare il museo. Vi faccio vedere solo che anche i giornali nazionali continuano ad occuparsi della frana di Niscemi. La Stampa è tornata un mese dal crollo, Vigili del Fuoco recuperano i libri della storica biblioteca e raccoglie anche tante storie di famiglie. Grazie. Ci fermiamo qua. Grazie. Lorena, allora fra pochissimo saremo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Bentornati a Buongiorno Sicilia, c'è il primo ospite della nostra mattinata, con noi c'è Maurizio Attanasio, buongiorno. Buongiorno. Che è il segretario generale della CISL di Catania. Stamattina parliamo della riforma della disabilità. Che cosa significa questo? Perché diciamo cambia tutto, è una sorta di rivoluzione anche culturale, però andiamoci per grado e cerchiamo di capire. Che cos'è questa riforma della disabilità? Chi coinvolge? A chi è diretta? Allora, già da qualche anno c'è una sperimentazione in Italia che riguarda proprio questa riforma, cambia il metodo, cambia l'approccio al tema della disabilità. Mentre prima si era il percorso attraverso l'ASD, di un processo dove veniva riconosciuto l'eventuale disabilità alla persona e poi un eventuale assegno economico e servizi dettati da una norma, la 328, l'articolo 14, che prevedeva un progetto personalizzato, cambia il paradigma e viene posto dal legislatore un nuovo sistema di intervento rispetto ai bisogni reali della persona con disabilità. Interrompo per dire, ma a questo punto l'INPS diventa il soggetto unico che è responsabile di questo accertamento? Esatto, passa la competenza, prima era di competenza sanitaria dell'ASP, passa adesso tutto all'INPS. E non cambia solo il sistema, il processo sanitario, ma cambia anche il processo amministrativo, perché è previsto proprio con il 1° marzo, quindi da una settimana circa, è previsto il cambio del sistema del processo di come si arriva al riconoscimento dell'invalidità e poi a come, seconda parte, gli enti locali con progetti personalizzati di vita autonoma e individuale della persona con disabilità devono mettere in campo i servizi sociali. Allora possiamo cercare di provo ancora per step, perché sì. il medico di famiglia, che credo resti sempre il primo tassello da cui poi parte tutto. Esatto, c'è un certificato, provo a non utilizzare termini tecnici per farmi capire, c'è un certificato telematico che deve partire dal medico di base, dal medico di famiglia o da altri medici competenti accreditati e questo certificato avvia la prima parte del percorso. Poi c'è un secondo percorso che potranno fare o gli stessi medici, difficilmente però noi riteniamo che lo faranno, o i patronati. Tant'è che noi già ci siamo attivati con un servizio alla cittadinanza per questo secondo step,
Questa seconda parte è altrettanto importante quanto la prima, perché nella prima il medico certificherà le patologie che devono essere ricondotte poi diciamo, a un riconoscimento dell'invalidità, mentre la seconda parte è tutta la parte amministrativa che riguarda la vita della persona, ma anche lo stato economico della persona e il bisogno che la persona esprime, perché dicevo prima che cambia il paradigma. Mentre prima si parlava solo di una parte economica da dare alla persona con invalidità e poi qualche servizio, adesso invece la riforma prevede due aspetti: l'aspetto del riconoscimento dell'invalidità e il progetto per la persona. Prima era, adesso è della persona. Una domanda: c'è un approccio culturale diverso, perché si passa da quella che era la logica della percentuale di invalidità ad una valutazione che è multidimensionale, che si basa anche su un approccio diciamo un po' diverso, tecnicamente definito biopsicosociale. Esatto. Parole difficilissime. Esatto. Mentre le UVM sanitarie prima erano composti da 3 medici solitamente generici o 3 medici con specialistica particolare, diciamo, esatto, l'UVM è la commissione, esatto. Adesso la commissione sarà pluricomposta da 5 elementi, tra cui anche i medici legali, tra cui anche i medici del lavoro, medici di medicina del lavoro, ma anche psicologi, ma anche altre branche di specializzazione che prima non erano contemplate nella prima legislazione, nella prima legislatura della norma, diciamo, che seguiva il riconoscimento. Quindi anche qui diciamo che c'è una rivoluzione nel assistere, nell'ascoltare, nel vedere le patologie della persona. Altra osservazione: che tipo di impatto avrà questo modo diverso, diciamo, dell'accettazione della invalidità anche nel mondo del lavoro? Allora, anche qui, accoppiata alla norma, ovviamente noi abbiamo fatto molta attenzione all'applicazione nei contratti collettivi nazionali di riferimento. C'è un accompagnamento alla persona disabile all'interno del luogo di lavoro, tant'è che le UVM, le commissioni, nel caso in cui non riconoscessero l'invalidità, quindi l'inabilità al lavoro, stabiliscono una percentuale residuo lavorativo che poi deve essere riconosciuta dal datore di lavoro. Quindi per noi si apre anche una frontiera nella riconoscere i diritti delle persone con disabilità nei luoghi di lavoro, perché prima non era così. Prima si arrivava nel luogo di lavoro, c'era la disabilità, si portava la certificazione, c'era il residuo, il datore di lavoro poteva anche non tenere in considerazione alcuni aspetti della forma della disabilità. Oggi invece la norma è diversa, tutela di più i lavoratori, ci consente a noi come sindacato di intervenire ancora meglio a tutelare i lavoratori e quindi si apre anche uno spazio di dialogo e di partecipazione dei lavoratori più attivamente, dei lavoratori con disabilità più attivamente all'interno delle aziende. Per voi come sindacato è un'assistenza ancora più peculiare, più attenta, più vicina alle persone? E ha ragione, perché abbiamo addirittura previsto, noi ci siamo attrezzati perché la sperimentazione Catania, Messina e Caltanissetta partirà il giorno 1, ma già a Palermo era partita da settembre dello scorso anno, quindi sulla scorta di quanto è accaduto in altre province, in altre regioni, ci siamo attrezzati e con il nostro patronato addirittura, perché abbiamo formato i nostri dirigenti sindacali assieme ai dirigenti dell'INPS. Poi siamo andati oltre, abbiamo formato i nostri operatori del patronato che si prenderanno in carico le persone che lo richiederanno e addirittura li accompagneranno in questo percorso che può essere o amministrativo e quindi una parte economica per gli ultimi 67 anni, mentre invece per chi ha un'età minore, ai 67 anni e quindi o in età di lavoro o in età scolare, ci sarà una presa in carico della persona che lo accompagnerà o sulla questione scuola e servizi dei
degli enti locali oppure sulla questione che riguarda il lavoro. Abbiamo previsto proprio uno sportello dedicato come CISL all'interno del nostro patronato che si prenderà cura di questi lavoratori o di queste persone. Un'ultima domanda. A regime quando è previsto l'ingresso? A regime sarà previsto il 1° gennaio del 2027 e allo stesso tempo durante la sperimentazione noi abbiamo già concordato con l'INPS che seguiremo attentamente le dinamiche della norma, perché già abbiamo alcuni punti negativi che stiamo prevedendo, che abbiamo previsto e che speriamo vengano colmati poi da alcune azioni che verranno messe in campo sia dall'INPS che dalle altre strutture. Una di queste per esempio è, e noi ci stiamo adoperando per questo, è la mancata comunicazione e formazione dei medici di base. È importante dire ai telespettatori, guardate che i certificati medici che verranno presentati entro il 28 ancora sono validi per la vecchia normativa. I certificati medici che verranno presentati dopo il 28 di questo mese non verranno in applicazione alla nuova normativa. Grazie davvero per queste preziose informazioni, grazie per essere stato con noi questa mattina Maurizio Attanasio, che è il segretario generale della CISL di Catania. Resta con noi, chiedo ancora qualche momento perché adesso apriamo una finestra velocissima su Sanremo solo per i saluti. Vado dalla nostra Emanuela Corsi davanti all'Ariston. Buongiorno Emanuela. Buongiorno Angelo. Grazie, vediamo di alzare un po' il volume che arriva davanti all'Ariston, vediamo di provare invece quello dove è in questo momento la nostra Veronica Barbarino. Buongiorno Veronica. Buongiorno, noi siamo qui davanti casa Sanremo, a 2 passi da Piazza Colombo. Bene, grazie a tutte e due, fra poco avremo un'ampia pagina dedicata al Festival di Sanremo. Per adesso vediamo le previsioni meteo. No, c'è uno spazio, c'è un breve break. Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ancora condizioni anticicloniche mercoledì sul Mediterraneo e sull'Italia, a garanzia di una giornata in prevalenza soleggiata, eccetto per qualche disturbo nuvoloso al nord e sulle aree interne del centro. In Sicilia il tempo sarà in prevalenza ben soleggiato, qualche nuvola bassa marittima potrà interessare il Messinese in mattinata e poi a fine giornata anche le aree interne dell'isola. La ventilazione sarà debole, il mare generalmente poco mosso o quasi calmo, le temperature stazionarie un po' freddo di notte, specialmente nelle aree interne, poi durante il giorno si sta intorno ai 15-17 gradi su gran parte delle località. Non cambia la situazione nella giornata di giovedì, ancora caratterizzata dal sole su gran parte dell'isola, venti deboli, mari poco mossi o quasi calmi e temperature pressoché stazionarie con valori tipici del periodo anche leggermente superiori. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo. Eccoci di nuovo puntuali a Buongiorno Sicilia, è il momento di aprire i nostri collegamenti con Sanremo. Abbiamo già sentito sia Emanuela che Veronica e da loro torniamo. Cominciamo con un giudizio sintetico, vediamo fino a che ora siete rimaste svegli a seguire il festival, se siete riuscite a seguire tutto o quasi, perché era notte praticamente, era quasi alba, quasi mattino, almeno per chi è abituato come noi ad alzarsi presto, era l'ora di ricominciare la giornata. Vado da Emanuela, buongiorno Emanuela. Vabbè, non ti sentiamo in questo momento, Manuela. Non abbiamo dormito questa notte. Non abbiamo dormito, perfetto. Abbiamo capito questo. Non abbiamo dormito e tra l'altro se il nostro caro Alfio Ossino inquadra bene la mia faccia, insomma, hai già una risposta chiara ed esaustiva. È stata una lunga notte, lo sapevamo naturalmente, questa prima serata del Festival di Sanremo era previsto che finisse appunto quasi alle 2 di notte, considerato che tutti e 30 gli artisti in gara appunto dovevano esibirsi, ma non c'è stata soltanto la gara, ci sono stati tanti
momenti di intrattenimento, una 76esima edizione del Festival di Sanremo che si è aperta con l'esibizione di Olli, il vincitore dello scorso anno, con Balorda Nostalgia, ma sicuramente uno dei momenti più toccanti in apertura è stato risentire la voce di Pippo Baudo, al quale è stato tributato tutto questo festival, così come largamente anticipato. Pippo Baudo che appunto ha dato il benvenuto alla platea e a tutti i telespettatori da casa. Emanuela, sentiamo co-conduttrice. Sì. Emanuela, prima di andare alle conduttrici, sentiamo questo contributo che arriva proprio dall'Ariston su Pippo Baudo. Sì. Allora, abbiamo sentito dunque la voce di Baudo di nuovo all'interno dell'Ariston e poi prima di parlare della presentatrice, io so che la nostra Emanuela, fra poco arriviamo anche da Veronica che si sta preparando. La nostra Emanuela aveva, diciamo, un pallino per questo festival. Tu, Gian, com'è andata ieri sera? Malissimo Angelo, li ho incontrati tutti tranne Jean Yaman purtroppo, vabbè, lo abbiamo guardato dallo schermo. Il Sandokan, il nuovo Sandokan italiano appunto che ha debuttato sul palco dell'Ariston in veste di co-conduttore e tra l'altro ha incontrato lo storico Sandokan Kabir Bedi. C'è stato questo siparietto simpatico appunto organizzato da Carlo Conti, che ricordiamo non solo è il presentatore di questa edizione ma anche il direttore artistico. Torniamo a Pippo Baudo, perché già ieri Laura Pausini ci aveva anticipato che c'era questa sorpresa legata a Pippo Baudo, tra l'altro una persona alla quale lei è legatissima, perché come ci ha detto è stata proprio scoperta da Pippo Baudo nel 1993 quando vinse tra le nuove proposte con La solitudine, e da lì il via ad una lunga carriera costellata di grandissimi successi non solo in Italia ma nel resto del mondo. E lei ci aveva detto Carlo ha pensato ad una sorpresa per me proprio con Pippo Baudo ma non mi ha svelato nulla, e quindi tangibile l'emozione poi della Pausini quando ha sentito la voce del suo chiamiamolo maestro, comunque di colui che l'ha scoperta. Non solo un omaggio a Pippo Baudo ma anche ad un altro uomo legato al Festival di Sanremo, il maestro Peppe Vessicchio. C'è stato un lungo applauso da parte della platea e una standing ovation. Ma adesso torniamo invece alla gara, un'edizione che si è aperta con Emanuela, prima di andare alla gara vorrei sentire anche la nostra Veronica che si trova praticamente davanti a Casa Sanremo, che poi è anche la nostra casa, è la casa dalla quale noi ogni giorno alle 14:30 arriviamo nelle case di tutti i nostri telespettatori con voci da Sanremo. Vedo già che si incomincia a animare anche da quella parte Sanremo, capisco che stamattina ancora ci sono i segni della notte, no? La notte è stata durissima, nessuno ha chiuso occhio, però che cosa ci puoi raccontare di queste prime ore? Poi parleremo della musica anche, lo faremo nel prossimo segmento, anzi prima di andare al prossimo segmento vorrei sentire anche l'attesa di ieri sera. Sentiamo brevemente Veronica e poi sentiremo il contributo che ci ha mandato la nostra Roberta ieri sera davanti all'Ariston. Veronica. Eh sì, qua Sanremo pian piano si sveglia dopo questa maratona ieri sera appunto conclusa con un quarto d'ora d'anticipo rispetto alla scaletta, quindi Carlo Conti è stato bravissimo anche quest'anno ad anticipare i tempi e pian piano qua si sta svegliando la città e adesso vediamo se tra i tanti passanti qualcuno riusciamo a fermarlo e avere un primo feedback su quello che è il giudizio del primo ascolto delle canzoni. Grazie Veronica. Sono piaciute tanto. Veronica, fra un poco parleremo proprio delle canzoni, ma intanto l'attesa di ieri, proprio nel prossimo segmento ci dedicheremo esclusivamente alle canzoni, ma intanto l'attesa, perché ieri sera la nostra Roberta davanti all'Ariston, poco prima che il festival cominciasse, ha intercettato diciamo le persone che stavano per entrare al teatro e vediamo intanto il look, ma vediamo anche le attese, vediamo la passione per il Festival di Sanremo. Se il contributo è pronto lo potremo
anche fare vedere. Eccolo che arriva. Siamo veramente vicinissimi all'inizio della prima serata del Festival di Sanremo. C'è la gente in fila per entrare appunto all'Ariston. Guardate quanto è lunga questa fila di persone che avranno, come dire, il piacere di assistere alla prima serata. Vogliamo un po' curiosare con queste persone. Buonasera. Allora, la bellezza e l'eleganza all'Ariston sono di rito. Sì, assolutamente. Insomma, Cosa ha scelto per questa sera? è un abito nero. Lo possiamo vedere? Il nero però, col nero non si sbaglia. Eccoci. Wow, bellissimo abito. Lei è un abitué del festival? È il secondo anno che sono qui. Quindi comunque ha dormito sufficientemente prima per poter fare... Per poter sostenere. Da dove arriva? Napoli. Non solo le signore ma anche i signori sono elegantissimi, buonasera. Adesso andiamo anche da lei, ma lei non scherza, ha scelto il Total Black. Total Black, sì, sempre. Da dove arriva? Brescia. Ama la musica, ama comunque questo appuntamento. Sanremo. Sì, mi piace molto Sanremo. Vedrà tutte le serate? No, solo stasera. Per chi ha un debole tra i cantanti? Per me vince Risa. La folla, come dire, in qualche modo avanza, dunque probabilmente è cominciato l'ingresso per gli spettatori al Teatro Ariston di Sanremo. Dunque a questo punto non resta che guardare l'inizio dello spettacolo e che Sanremo sia. E allora, l'inizio dello spettacolo, che Sanremo sia, adesso stiamo per andare di nuovo a Sanremo con Veronica Barbarino. Vado da Veronica un attimo. Veronica, chi c'è con te? Sì. Chi c'è con te? Sì, ho trovato, intanto il Rosa chiama Rosa e quindi... Pandan, buongiorno a tutti! E come ti dicevo, qua la città si sveglia e di conseguenza ci si ritrova. Intanto c'è tutta Italia qua, tu vieni da Arezzo mi dicevi. Sì, intanto ho messo l'occhiale proprio perché è mattina, qui insomma siamo tutti un po' addormentati, diciamo, ecco, riparto. Ieri l'hai visto tutto il festival? Certo, ho visto prima, dopo, ho visto un po' tutto. Ecco, con la prima impressione? La prima impressione chiaramente è sempre un'emozione, perché dobbiamo dire che insomma ci sono tantissime esibizioni che mi sono piaciute. Ti dovessi dire che ho un artista preferito, veramente sarei una bugiarda, perché sono tutti o quasi comunque, ecco, per quanto mi riguarda veramente hanno del potenziale altissimo. Qualche esibizione mi ha fatto emozionare, quindi insomma bene, ci sono dei buonissimi propositi, direi. Veronica! Chi tifi? Dai, ne cerchiamo uno sui 30. Vabbè, no, sì. ma chi tifi? No, io sono per gli ospiti, quindi Gian Yamanna, Achille Lauro, io tifo loro, va bene? Posso fare una risposta diplomatica? Ecco, sì, benissimo. Grazie, Senti, grazie Veronica. Vai. Ci fermiamo? Mi stanno chiamando per Ci fermiamo, torniamo in studio, breve sosta e poi ripartiamo dalla nostra Emanuela Corsi, così entriamo nel vivo delle canzoni. A fra pochissimo. Allora, come promesso, torniamo di nuovo a Sanremo. Andiamo da Emanuela Corsi per un primo commento delle canzoni. Poi sentiremo anche Veronica. Vorrei sentire anche il suo giudizio. Intanto però commentiamo questa classifica parziale, perché alla fine c'è una classifica parziale, anche se non c'è la classifica con il primo, secondo. Ci sono le prime 5. Sì, ci sono le prime 5 che sono state scelte dalla giuria della sala stampa, TV e web, l'unica che poteva esprimersi ieri sera. E tra queste 5 canzoni sono state scelte Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Dito nella piaga e poi Fedez e Masini. Una serata delle canzoni più movimentate, però tanti altri hanno invece optato per la classica balla. Qualche piccolo momento, questo mix curato dal nostro Ottavio Longo, abbiamo messo insieme queste canzoni. Devo dire che non mi dispiace la performance di Fedez con Masini, sono positivamente preso da questo duetto. Il giudizio sintetico di Emanuele, e poi vado da Veronica anche per capire se manca qualcosa in queste 5 posizioni rispetto a quello che si è visto.
Sì, allora io sposo pienamente la scelta dei colleghi appunto della sala stampa, sono 5 canzoni che sono piaciute tanto anche a me, mi è piaciuta l'energia appunto di Tonella Piaga, Arisa perfetta. Non possiamo dire altro nel suo stile, forse avrebbe dovuto osare un po' di più. Marco Masini e Fedez straordinari, già dal primo ascolto è stato un duetto veramente ben congegnato ed è riuscito assolutamente benissimo, molto emozionante. E poi Serena Brancale è stata assolutamente immensa, lei è tornata un po' alle sue origini, questo è il terzo festival per Serena Brancale che abbiamo conosciuto l'anno scorso con una canzone ritmatissima che è diventato un vero e proprio tormentone. Possiamo dire che ancora oggi tutte le radio lo suonano, però lei è ritornata proprio alle sue origini, un po' più intime, un po' più soul, ai suoi studi appunto musicali. La trovo immensa. Lo scorso sentivamo Cuoricini, ecco loro sono un po' la versione del 2026 e poi anche H7 e dell'EDA. Ancora mi è piaciuto, sono tanti quelli che mi sono piaciuti, un attimo. Francesco Renga e poi Sal Da Vinci. Ecco, parliamo di Sal Da Vinci perché anche lui è considerato uno dei favoriti di questo festival, anche se non rientra in questa prima classifica naturalmente casuale, non c'è un ordine di piazzamento. Emanuela. È stato sicuramente molto apprezzato dalla critica, dai colleghi giornalisti, soprattutto durante le prove. Poi ha fatto una sorta di spettacolo, ha portato sul palco quella che è la promessa più importante che un uomo possa fare ad una donna quando appunto le chiede di sposarlo, cioè per sempre sì. Vorrei tornare di nuovo invece da Veronica, perché abbiamo sentito le impressioni di Emanuela. Se ti faccio un nome, Tommaso Paradiso, secondo te merita di stare in una diciamo ipotetica classifica su un podio, oppure queste 5, come diceva per lei Emanuela, vanno bene così al primo ascolto? Veronica. Allora, secondo me Tommaso Paradiso no, i primi 5 non li merita, gusto personale, conferma il suo fare musica, questi ritmi anni 90, un po' vacanze di Natale, ma secondo me non da primi 5. Mi dispiace per Herman Meta perché lui, ricordiamo, o comunque non so se ci avete fatto caso, la sua canzone ovviamente parla di una ninna nanna dedicata ai bambini e parla di tutte quelle vittime, bambini di Gaza, e sul bavero della camicia aveva il nome di una bimba vittima della guerra, e questo è un messaggio che forse non è arrivato tanto bene e mi piaceva sottolinearlo. Altra canzone che io mi aspettavo sul podio era quella di Sal Da Vinci, anche per la risposta del pubblico, perché comunque si è entusiasmato, ho visto signore impazzite, poi lui ne ha presa una dalla prima fila, l'ha fatta ballare, ma io penso che stasera con il televoto questa classifica verrà ribaltata e quindi anche i primi 5 appunto cambieranno e magari entrerà Sal Da Vinci in classifica. Vedremo, facciamo questa scommessa. Anche perché stasera non cantano tutti i big, saranno soltanto la metà su 30, no. Solo 15 andranno sul palco dell'Ariston e vedremo che tipo di classifica verrà fuori. Torno di nuovo da Emanuela, abbiamo prima di chiudere 4 minuti e poi ci dobbiamo fermare stamattina con il festival, ma sappiamo che poi alle 2:30, 14:30 torneremo in diretta da Sanremo con Voci da Sanremo su Telecolor e poi alle 17:50 su Antenna Sicilia con il meglio della giornata, e alle 19:28, così come abbiamo fatto ieri, vi racconteremo l'attesa per l'inizio della seconda serata del festival. Torno da
Emanuela Corsi. Allora, le prime impressioni dagli addetti ai lavori, hai avuto modo di sentire qualcuno stamattina che si è pronunciato, ha detto qualcosa su un cantante, su un artista, sulla conduzione, perché no? Perché magari questo festival con la Pausini alla co-conduzione è un po' diverso rispetto a quello degli altri anni. Che cosa mi dici? Le impressioni sulle canzoni, più o meno sono in linea anche con quella che è appunto la classifica che è stata stilata a conclusione della prima serata del festival. Per quanto riguarda la Pausini, simpatica, spigliata, ma lei diciamo ha portato sul palco un po' quella che è realmente. Noi siamo abituati a conoscerla come cantante, ma non naturalmente in veste di conduttrice. Secondo me è stata molto se stessa, ecco. Non ha recitato un ruolo, non ha cercato di essere quella che non è, ma ha portato sul festival tutta la sua spontaneità e la sua verve anche romagnola. Tu prima parlavi della serata di oggi, Angelo, quindi saranno 15 le canzoni che riascolteremo dei Big, ci saranno anche le 4 nuove proposte. Per quanto riguarda i co-conduttori, ieri Jean Yaman, questa sera l'attrice Pilar Fogliati e Lillo, del duo comico Lillo e Greg. E poi per quanto riguarda il Suzuki Village ci sarà l'esibizione di Bresh, ieri sera invece abbiamo visto esibirsi Gaia, e poi non mancherà naturalmente il Party Bot organizzato in collaborazione con Costa, dove si esibirà invece Max Pezzali su una nave appunto che è ormeggiata nel porto di Sanremo. Ieri sera un'altra chicca che insomma non abbiamo commentato è stata l'esibizione di Tiziano Ferro che ha festeggiato i suoi 25 anni dall'uscita del singolo Perdono, che poi appunto lo ha lanciato nel mondo del pop italiano, l'ha fatto diventare una star. Grazie Emanuela. Adesso vediamo di salutare anche sì, Veronica Barbarino, perché andiamo a chiudere il nostro collegamento. Veronica, veniamo da te. Semplicemente un'osservazione sulla conduzione. La Pausini come se l'è cavata? Beh, secondo me bene, ed è stata pure divertente tutta la scenetta dove lei diceva: ma scusate, ma io non canto? Ma come, sta finendo la trasmissione? all'1:30 dice: ma non può chiudere qua, io non canto? No, l'ho trovata molto divertente, anche a suo agio, poi non lo so, magari era emozionata ma non è trapelato nulla. E io darei un bel voto alto alla Pausini. Grazie Veronica. Niente, da qui è tutto, quindi sì. Angelo, allora, ti saluto. Grazie a te. Grazie a Veronica Barbarino, grazie anche a Emanuela Corsi, e avranno anche loro, assieme a Roberta Lunghi, una giornata piuttosto faticosa anche oggi. Abbiamo già ricordato gli appuntamenti che ripetiamo ancora una volta: 14:30 Voci da Sanremo su Telecolor, subito dopo il telegiornale, poi ancora alle 17:50 una sorta del meglio della giornata fino a quell'ora e sino alle 18:30 su Antenna Sicilia, e poi a reti unificate 19:28 vi porteremo sin quasi all'inizio del festival. Chiudiamo con le immagini che arrivano da Sanremo, con le nostre due inviate, con Emanuela Corsi e con anche Veronica Barbarino. A più tardi, grazie per i contributi che ci fornirete nel corso della giornata. Adesso parliamo ancora di Festival di Sanremo, lo facciamo con le stelle, con il nostro Marco Amato. Eccolo che arriva. Eccolo qua, scusatemi. Allora, vediamo Marco Amato, lo vedo, ecco, no, perché a Marco volevo chiedere una cosa. Tu sei un grande appassionato di Festival di Sanremo, di musica in genere, ma il festival per te è un momento importante dell'anno, ti concentri tantissimo su questa settimana, e rispetto alla prima serata, prima di concentrarci sul personaggio, mi dai un tuo giudizio sintetico da osservatore, non da diciamo astrologo, attenzione. Ok, allora mi piace molto questa anche Sanremo anche per l'astrologo. Dunque, avevo annunciato che sarebbe stato un Sanremo di grande qualità, ed è vero, c'è stata una qualità media molto molto ben distribuita.
Come al solito mi aspettavo un po' la sindrome di Carlo Conti, di correre e quindi di fare quadrare tutti i tempi perfettamente rispettati, dolce, simpatica, carina e rispettosa. Ho trovato la Pausini, mi è piaciuta tantissimo. Ho trovato anche una grande eleganza nel modo di vestire. Ecco, mi sono piaciute molto le signore, soprattutto l'abito di Serena Brancale che fa un po' il collo all'americana, il verso agli anni 70, epoca che a me piace tantissimo, bella, elegante, assolutamente emozionante, ha toccato proprio il cuore, mi è piaciuta veramente tanto. Non ti sento più. Adesso vedo di sentirmi. Mi senti adesso? Spero di sì. Allora, il personaggio di oggi su cui accendiamo i nostri riflettori. Allora, ho scelto una Toro proprio perché l'astrologo ritiene che vince o un Toro o un Mercuriale, quindi Gemelli, Vergine. Infatti mi è piaciuto anche molto Fulminacci, anche perché la Vergine, la brava Mercuriale è molto filologica, ma il personaggio su cui volevo accendere i riflettori è proprio Serena Brancale, Toro, una stupenda Venere che oggi troviamo ancora meravigliosa e esaltata in pesci, per cui una forza della natura, vabbè la Brancale lo è sempre come tutte le venusiane, ma il fatto che la Venere sia così potenziata le porterà molta ma molta fortuna. Mi è piaciuto moltissimo proprio perché Venere è amore in tutte le declinazioni possibili e immaginabili ed era chiaro che la sua canzone era una dedica affettuosa, proprio come farebbe la bella Venere. Brava Serena, in bocca al lupo. Grazie allora al nostro Marco Amato che per questa settimana ci darà dei contributi, ci darà delle osservazioni, diciamo, che riguardano i personaggi che ogni sera poi si alterneranno sul palco dell'Ariston. A domani allora, grazie Marco. A domani, buongiorno Sicilia. Buona giornata anche a te, torniamo di nuovo ai quotidiani, finiamo con il festival. Finiamo con il festival perché a parte le canzoni, i pettegolezzi, i commenti sono una delle parti diciamo non secondarie del festival, i giornali ci sguazzano, vediamo per esempio Repubblica dedica questa foto a Gian Yaman e dice è evidente devo odiare i bottoni delle camicie ma ama i suoi pettorali e le signore che urlano quando entrano in scena approvano. E poi vediamo invece sul Corriere della Sera si sapeva il ritmo è serrato, i cantanti in gara tanti lasciano poco spazio alle improvvisazioni, il via alla gara condito nella piaga e l'inizio di una lunga sequenza di annunci e canzoni, una serata punteggiata da tanti flash, 3 minuti e via, come scorrere i post su Instagram, quindi diciamo un po' critica velatamente questa velocità, la rapidità anche dell'alternanza. E poi tornano tutti anche qua su Gian Yaman, Gian significa davvero Gianni, tutto olio e pettorali in vista, un tamarro di 100 kg che ha il suo perché e che però si vede con il contagocce, perché peccato perché nella conferenza stampa aveva dimostrato di avere la battuta pronta. Cosa aveva detto? Non chiedetemi di cantare perché poi divento virale in Turchia e mi arrestano di nuovo, quindi autoironia sulle sue disavventure. E anche la stampa veramente non risparmia nessuno, cosa dice? Conti, così inamidato e prevedibile, sembra più istituzionale delle istituzioni, non è vero che Sanremo sia lo specchio dell'Italia, la tragedia è che è più serio. Insomma, continua, per esempio qua cosa dice? L'unico momento politico è l'ostensione di Anna Pratesi, 105 anni portati bene quasi come Patti Bravo, per ricordare gli 80 anni del voto alle donne sul quale si spera nessuno troverà da dire. E poi gli omaggi, partendo ovviamente da Baudo che stava a Sanremo come il cacio sui maccheroni. Per Pippo fiumi di parole, il vero omaggio alla sua lezione magistrale di Baudo è la terrificante lunghezza della scaletta, ben 13 pagine, e fine anche nostra di chi è riuscito a seguirla, prevista per l'1:44. Insomma, finita un pochino prima però. E così via, e così via. Grazie allora a Lorena Dolci, noi ci fermiamo qui almeno per quanto riguarda Buongiorno Sicilia che torna puntuale domani
alle 8 del mattino. Gli appuntamenti con Sanremo li ripetiamo ancora una volta: 14:30 su Telecolor con Voci da Sanremo, 17:50 su Antenna Sicilia con il meglio della giornata, alle 19:28 reti unificate, Voci da Sanremo sempre, vi accompagneremo di fatto all'inizio del festival, la seconda serata. Per adesso è tutto, una buona giornata a tutti voi.